stata questa una serata credo molto bella per tutti noi. Io mi sono sentito veramente in famiglia e quindi è un momento di gioia che voglio esternare a voi per farvi gli auguri di buon Natale. Sto pensando però al 2015 più che alle feste del Natale e dell'Epifania, perché il 2015, e non è retorica, deve essere come quella pianta, e non è uno scherzo, scusatemi se mi cito, quella pianta era una radice abbandonata in mezzo alla terra, quella del Benjamin, era alta così. Ho visto che aveva un piccolo pollone e l'ho messa dentro un vasetto, ho detto comincio a metterci l'acqua e a metterla in posizione luminosa adeguata. Ed è diventata in 4 anni e mezzo quel Benjamin che vedete là. Bisogna crederci. Non sto scherzando, io sono fatto così, amo le sfide sempre che appaiono impossibili. Bisogna crederci con razionalità. Il pollone dell'indipendenza, della nostra pianta dell'indipendenza è pronto ad esplodere. Oggi lo vedono in pochi, oggi sembra sotterrato, oggi sembra da non coltivare per molti, per chi non lo conosce, per chi non lo vede. Io credo che in quest'anno abbiamo lavorato intensamente, dal 26 gennaio in poi è stato fatto un lavoro straordinario, enorme, grazie a tutti voi. Sono stati fatti degli eventi, ricordo quello del 26 di marzo che è stato un evento a Padova, a 2 mesi dal congresso del 26 febbraio, quindi neanche in 60 giorni. Un evento che ha coinvolto moltissimo, che ci ha fatto sentire squadra, che ha rinnovato l'organizzazione. Abbiamo fatto poi a maggio una partecipazione intelligente, a mio parere, alle elezioni del Parlamento europeo. È stata una partecipazione intelligente perché siamo riusciti ad attirare l'attenzione sul nostro progetto da tutti quelli che hanno ritenuto di competere a quella scadenza. Ed è stata una buona scelta. Abbiamo fatto il 12 giugno quello che per noi è l'evento storico e qualificante. Siamo riusciti noi siatene orgogliosi, a far approvare la legge che porterà presto l'indipendenza. La legge 16 è un prodotto di indipendenza veneta, di tutti voi. È un impegno enorme a portare a maturazione questa legge, lo sappiamo, è un impegno che non tutti hanno la capacità di concretizzare, però noi ci crediamo e ci crediamo, questo anche per rispondere a qualcuno e come dicevo a Santa Lucia di Piave, al di là della scadenza delle regionali, perché anche se voi, il Movimento, deciderà di non partecipare, di partecipare da soli, di partecipare con altri, l'obiettivo resta sempre uno solo: referendum per l'indipendenza. Vi do una notizia in anteprima che non sanno, vi do una notizia in anteprima che non sanno neanche i giornali, è arrivata ieri e siccome ce la meritiamo ve la dico. Mi è arrivata ieri dalla Corte Costituzionale la comunicazione, quindi la sapete voi, non la sanno i giornali, che il 28 di aprile ci sarà il giudizio avanti alla Corte Costituzionale sulla legittimità o meno della legge 16. Saremo presenti, il biglietto che ci è stato comunicato è scritto Governo della Repubblica Italiana, Regione Veneto, Indipendenza Veneta. Questi sono i 3. Posizione sapete qual è? È quella di andare davanti alla Corte per dire con garbo, con le dovute modalità, ma con determinazione e convinzione che loro non hanno competenza a decidere su un diritto di voto che ci spetta comunque. Questa è una scelta audace. Sappiamo già che sarà bocciata, quindi non illudiamoci, però è importante che glielo diciamo là, in quel posto, e glielo diremo come indipendenza veneta in quel posto, e come per loro dissacrare l'altare
sacro dell'articolo 5 dell'unità e indipendenza dell'Italia, laddove non vorrebbero neanche sentirci comunicare nulla sul punto, che glielo diremo là. Quindi siamo forti, siamo sereni, siamo convinti di andare avanti su questa strada. In ogni caso l'obiettivo dell'indipendenza è obiettivo politico e quindi quello ovviamente lo dobbiamo giocare con intelligenza anche in funzione di tutto quello che accadrà nei prossimi mesi. Le elezioni, sapete, ci saranno il 17 di maggio, ma noi, che ci siano le elezioni il 17 di maggio, che non ci siano, non cambia nulla, perché abbiamo sempre quell'obiettivo. E questo terrorizza molti, perché alcuni possono vincere o perdere grazie alla nostra azione che metteremo in atto. E questo destabilizza chi pensa che i giochi siano già fatti. Non è così. Quindi siamo orgogliosi, continuiamo a lavorare sul territorio sapendo che noi siamo i protagonisti, perché l'obiettivo dell'indipendenza è un obiettivo che ci è di nostra titolarità, e la nostra titolarità è nostro. Abbiamo fatto poi il 14 giugno il convegno internazionale di Castelbrando ed è stato un evento straordinario, eccezionale, di altissimo livello, di spessore, con relatori che ancora oggi molti ci chiedono come abbiamo fatto a metterli insieme. E poi c'è stata tutta quest'estate la festa, io dico la festa, l'impegno, l'azione sul territorio, quella dei gazebo, dove abbiamo raccolto attenzione, consenso, abbiamo raccolto tante firme che sono state e sono importanti ancora perché chi deve dare attuazione alla legge sappia che non molliamo il testimone. Oggi però io mi fermo perché è un giorno di festa, io volevo solo farvi gli auguri. Volevo dirvi buon Natale, volevo dirvi il 2015 sia l'anno dell'indipendenza. Grazie. Allora, innanzitutto alla fine dell'anno si fanno i bilanci, no? Si mettono le cose brutte e le cose belle. Le cose brutte di Indipendenza Veneta non ne ricordo neanche una, allora passiamo subito alle cose belle, alle emozioni che mi ha fatto vivere questo movimento. Vi rinnovo ancora i ringraziamenti per avermi scelto come primo consigliere, è un onore e anche un onere perché comunque richiede grandi impegni. Io tra le tante cose che ho vissuto nel movimento quest'anno c'è un'emozione particolare che volevo dire a tutti perché è giusto che si sappia, che è quella che più di tutti ha catturato il mio cuore e mi ha fatto decidere di essere ancora più determinato per raggiungere l'obiettivo che abbiamo davanti. È stato un episodio a Jesolo di un nostro socio che si chiama Umberto Vecchiato e che abbiamo qui questa sera e che ha fatto un gazebo da solo, va bene, assieme all'amico Mario, ha allestito il gazebo e poi ha dormito lì in furgone e il giorno dopo era ancora lì per fare il gazebo nuovamente da solo assieme a Mario. Queste sono le persone che amano il Veneto, questo è un gesto d'amore. Indipendenza Veneta ha bisogno di persone che amano il progetto. Abbiamo degli scenari davanti che sono purtroppo difficili da interpretare sul fatto della partecipazione o meno alle regionali. Ne stiamo discutendo con l'ufficio politico, con le aree e abbiamo ancora adesso in cantiere diverse proposte. È difficile adesso sapere se vale la pena coltivare una cosa o piuttosto che l'altra. Di sicuro manterremo fede a quelle che sono le nostre 3C che conoscete bene tutti: chiarezza, coerenza, credibilità. Da queste non ci discosteremo mai, perseguendo sempre quello che resta, l'unico obiettivo che abbiamo, che è quello del referendum per l'indipendenza. Dovessimo anche decidere di partecipare, il nostro sarà un mandato a termine, e cioè solo ed esclusivamente per fare il referendum. Non abbiamo altre vie, non abbiamo altre soluzioni e non saremo mai, come abbiamo sempre detto, quelli che fanno una cosa, che dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. Di sicuro avrete davanti a voi sempre delle persone coerenti, sicure di quello che devono fare e determinate per raggiungere l'obiettivo.